Venerdì 25 ottobre, Teatro Verdi di Padova, per celebrare i 130 anni del credito cooperativo, un convegno nazionale che va a concludere una serie di incontri che si sono svolti nel territorio regionale, nelle varie province, per discutere delle opportunità che ci possono essere anche in futuro per continuare a crescere, l'importanza del credito cooperativo, partendo dalle radici, dalle sue matrici originarie, per poi vedere le nuove occasioni che vengono con la crescita, con il cambiare dei mezzi di diffusione, di comunicazione e di commercio, ma soprattutto per scovare quello che è il Veneto che continua a produrre, che ha prodotto, che tuttora produce. Scopriamo insieme gli elementi salienti di questo anniversario molto importante, non soltanto celebrativo quindi. Stiamo festeggiando oggi 130 anni dalla nostra storia, lo stiamo festeggiando assieme a tutte le nostre banche, assieme alle nostre categorie economiche del Veneto, assieme alle nostre realtà nazionali. Vogliamo rilanciare, vogliamo che sia un momento di ripartenza, di revisione anche del nostro modello, che è ancora attuale ma deve essere efficientato, deve essere modernizzato. Quindi noi siamo allo start, alla partenza di questa nostra idea propositiva. Ci sono delle normative che potrebbero essere emanate anche con la legge di stabilità, che potrebbero dare una mano anche alle forme del credito cooperativo? La legge di stabilità ci ha aiutato per la deduzione dei crediti, ci ha abbassato il carico fiscale, questo è importantissimo perché le banche comunque soffrono e stanno soffrendo delle difficoltà che tutto il territorio, compreso il Veneto. Stiamo aspettando dall'Europa normative piuttosto pregnanti, piuttosto importanti. Vogliamo cercare di far riconoscere la nostra specificità, la nostra peculiarità di banche piccole. Chiaramente dall'Europa non ci vedono, dobbiamo essere noi a alzare la mano e dire ci siamo anche noi. In un'ottica d'Europa dove conta la grande azienda, la grande realtà e così anche la grande banca, può esistere ancora il credito cooperativo in futuro così come inteso ora? E non solo può ma deve esistere. Il problema è cercare di convincere l'Europa che anche questo mondo, questa struttura di banca in realtà può esistere e deve esistere. Deve esistere perché è in realtà quello che serve veramente, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, ma non solo, ci sono grandi paesi che lo adottano con regole diverse che ne sottolineano la specificità, come la Germania, e che obiettivamente non possono che essere replicate anche nel nostro paese. Intercettare nuove forme di sviluppo e di crescita perché molte se ne stanno andando fuori dai confini dell'Italia. Ci riuscite? Ci si riesce sempre in funzione di quello che si riesce a fare a livello di effettiva capacità di accompagno delle aziende e soprattutto di effettiva gestione delle problematiche. E questo non è molto facile, in questo senso la politica però ha un peso molto più rilevante del nostro. Noi siamo convinti prima di tutto che occorra conoscere la propria storia e siamo orgogliosi della nostra storia, perché è la storia di un patto con le comunità che si è rivelato prezioso per le comunità del nostro paese ed è un patto che riteniamo attuale e moderno. E crediamo che l'impegno degli amministratori, dei dirigenti, degli operatori del credito cooperativo sui territori sia una garanzia prospettica anche per il futuro, perché il primo requisito di una banca è gestire bene le risorse e il risparmio della gente, particolarmente preziosi in tempi come questi. E nello stesso tempo crediamo che l'impegno verso il futuro sia quello di un coinvolgimento delle persone e di una pratica di democrazia economica estremamente importante anche in termini di tessitura della comunità, della società. Quindi ci piace pensare che BCC significhi non solo banca di credito cooperativo ma banca controcorrente e proiettata verso il futuro.